Amici di Bella Sicilia, oggi scoprirete come si fa un panettone artigianale. Ecco a voi il pre-impasto con 12 ore di lievitazione. Viene lavorato con del mix, burro, tuorlo d'uovo, zucchero e poi quando l'impasto sarà pronto si aggiunge frutti di bosco e cioccolato bianco. Mettiamo il pre-impasto dentro la planetaria, aggiungiamo il mix e aggiungiamo l'acqua. Dopo che questo impasto risulterà liscio e omogeneo, iniziamo ad aggiungere lo zucchero pian piano, il tuorlo d'uovo e poi pian piano aggiungeremo anche il burro. È il momento di mettere gli ingredienti, frutto di bosco e poi mettiamo un po' di cioccolato bianco. Dopo quest'ultimo passaggio andrà a lievitare tutto l'impasto ed ecco qua. E si mette di nuovo in cella per circa 3 ore, 3 ore e mezzo. Dopo questo va in forno per circa un'oretta. Gli ultimi 5 minuti li iniziamo a uscire dal forno in modo tale che il panettone resta più umido. e li mettiamo a testa in giù. E adesso siamo pronti per la glassatura. Questa glassatura è una copertura al cioccolato bianco. Di sopra andremo a mettere come decorazione dei frutti di bosco e delle gocce di cioccolato bianco. È arrivato il momento di tagliare questa meraviglia. Ecco qua. Che meraviglia. Venite a provarlo.